Domani presenterò sta ordinanza che parlerà proprio di assembramenti e della necessità di dare delle regole a chi ancora queste regole non se le è fatte entrare in testa. Slitta domani l'ordinanza anti-assembramenti. Dopo l'incontro con i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto, il presidente Zaia incontra i governatori di Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per emanare provvedimenti in linea tra le tre regioni. Il principio è quello di fare squadra. Tutti hanno detto quello che c'è da fare, fatelo. Del resto io ho detto chiaramente che non chiediamo ordinanze ai sindaci, non chiediamo prese di posizione ai sindaci, non chiediamo comunicati stampa di sostegno ai sindaci, ma semplicemente abbiamo voluto avvisarli che stiamo cercando di mettere in piedi un'operazione anti-assembramento. I cittadini chiedono ma diventiamo zona rossa, ma cosa succede, ma saremo tutto, ma lockdown? Io rispondo sempre, dipende da voi. Bisogna abbassare la linea dei contagi, prosegue Zaia, nel giorno più nero in Veneto per le vittime. Totale dei morti, purtroppo 2689, 46 persone nelle ultime 24 ore hanno perso la vita. Penso che sia la giornata, le ultime 24 ore diciamo più intense e più pesanti come mortalità. Continua a crescere anche il numero dei ricoveri, riportandoci agli scenari più bui della scorsa primavera. E oggi siamo come scenario ricoverati al 30 marzo, come terapie intensive siamo al 19 di marzo. Vedo che il fronte negazionista si è un po', ha un po' attenuato nelle teorie. Io non ce l'ho con nessuno, però guardate che davanti a questa tragedia non si può continuare a dire che il Covid non esiste.